19 milioni di euro in vari bandi specifici messi a disposizione dalla Regione Veneto per sostenere attraverso la Veneto Film Commission la produzione del cinema e dell'audiovisivo nella nostra regione. È un tesoretto importante quello annunciato dall'assessore Veneto alla Cultura Cristiano Corazzari alla presentazione nell'ambito dell'80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia del nuovo consiglio di amministrazione della Veneto Film Commission, guidato dal giornalista e direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli, riconfermato alla presidenza. L'intero consiglio, sia quello uscente che il nuovo, lavorerà a titolo gratuito, non retribuito. Una continuità rispetto alla precedente amministrazione, però con la volontà di dare corso a uno sviluppo ancora ulteriore. Consideriamo che la fase di partenza della Veneto Film Commission si è conclusa e oggi bisogna sviluppare ancora di più questo settore in Veneto, che ha delle potenzialità straordinarie nel attrarre produzioni cinematografiche. Il nuovo consiglio di amministrazione altamente qualificato, con dei tecnici, degli amministratori con una lunga esperienza, ed è un consiglio di amministrazione che deve consolidare il lavoro già svolto e il ruolo della Film Commission come un volano per tutto il cinema, per tutto l'audiovisivo, perché si infittisca la rete proprio dei rapporti tra noi, gli imprenditori, il territorio, le imprese, le università. Alla presentazione del nuovo CDA è intervenuta in rappresentanza della città di Venezia Giorgia Pea, delegata alle attività cinematografiche. Faranno parte del nuovo consiglio i consiglieri Francesco Casarin, Claudio De Donatis, Maria Teresa De Gregorio e Valentina Montesacchio. Applicare il concetto di sostenibilità non solo alle singole produzioni cinematografiche, ma all'intera Film Commission. Questo è l'auspicio, quello di creare la prima Film Commission sostenibile in Italia. È innegabile che un'industria come quella cinematografica, che nel 2022, che non è stato proprio un anno bellissimo, ha fatturato oltre 300 milioni di incassi con i propri film, rappresenti per la nostra regione un'opportunità molto importante dal punto di vista dello sviluppo del territorio. Ho visto nascere la Veneto Film Commission nella mia prima vita, quando ero direttore della direzione cultura della Regione Veneto, e quindi per me oggi ritornare come componente del Consiglio di amministrazione è una grandissima soddisfazione. Portare la capacità delle Camere di Commercio di far dialogare tutti gli attori che contribuiscono alla crescita e allo sviluppo della nostra regione e facilitare questo dialogo.